Questa vaina è stata fatta con sa giudu della regione sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Non è che ad ogni gira, per me è un precio umano, porri, torrai in noi, in questo atto più bello, di Arrastos, in tanti può questionare di cosa bella, di questa ricchezza scadene un noso del suo ballo. E poi, poi ad ogni gira tengo questo precio di attoviai amigos, che veniti a Zagattà, e di ogni all'acada, di ogni luogo della terra nostra. E questa gira con Arrastos andavo a conoscere meglio su questa pratica, fainas, tradizioni che tenevo in sa terra nostra. In Cuddala desuso andavo in Baronia, andavo in Sagostera e andavo su Monte Accuto. Dunque, luoghi che tengono in tradizioni mannas e santa faibiri e santa contai, come chi vive in Tioi, su ballo sardo, come chi vive in Tioi, in tradizioni e tutto. Dunque, devo questionare con un amico scaro. Intanto, cominciavo con Alà, e salutavo su Torreghiso, grazie a tu e poi si vengo noi in questo attobio. E un altro amico umano, Dottore Chessa, già si conosce due disi con Dottore, sa raccontare mera cosa, stu pure, a pizzo de su ballo e a pizzo di sonus, che lui sei maestro de sonus e de conoscenza. Mi va a precedere Mannu, a topiare Gianfranco Mele, Gianfranco Mele è sempre dei regoli, sempre di questa assozio delle tradizioni popolari e cadenesi in Irgoli. Io questionai di tutto le cose che hai fatto con il suo gruppo, che fadesi poi ballo, sardo e tutto canto. E poi andavo in Nule, dunque a Sagostera, in quest'altro luogo dove va in pratica de ballo e rassigna de folclori e tutto cosa che è contai Tiziano Lado, dunque grazie a tu poi si vengono noi. E uno piacere in mano, poi avevo da me a sapere che non tenia da questa opportunità di detto viai amico su De Monte, dunque vengo a Zagattai un amico Francesco Fresu, casato a portai in tante tradizioni del suo canto a tenore, che in Gunisi, in Montacutto, besti di Adero, su una bella tradizione manna, e poi abbiamo a conoscere mera mello su de gusto scioso Vince Saoi, a pizzo dei ballo che fa dei bosazzi, tanti contau già di ora, dei montini che avvianta pratico su de ballo, accompagnato del suo canto a quattro voci, ma andiamo a questionare con il settotto, con Francesco e Totto. E poi come di Dottore Chessa da Sonai, ma da Sonai bonoso su altri suonatori de sonetto, in tanti Paoletto Scano, sempre può andare in Alà, grazie a tu Paoletto, poi si viene, tu sei arrivato sempre Paoletto di ora, ma in moglie Paolone, andai a veritare, Gioele Nadaiu, un suonatori de sonette de Nule, e poi ha questionato di questa tradizione del suo canto a quattro batti, si caccesti in quest'ala della terra nostra, dunque in Alà, in Butusò, in tutto questo luogo de Sardegna, è una tradizione funguda a noi saberitari, beni plantata a terra già di ore, dunque tenevo su giovane, su denore Montinu, sao che Samuele Langiu, su Bascio Davide Langiu, sa contra Roberto Asara e salutavo su Samesao che Angelo Piras. Mi pare che non mi dicevo scarescio di nessuno, su Dio Dorru, grazie pure a chi non data né ballai né ma fai scetti dei spettatori in noi. Poi ballai, anta ballai De Monte, Francesca Meloni, grazie a Francesca, con Gianmario Lacconi. Poi in Irgoli tenevo tre uomini, poi si nadavo pure Boitta, con tre uomini, c'è proprio tutto un progetto a pizzo dei ballo dei uomini in Baronia, in Irgoli, dunque da con Gianfranco Mele, che ho già salutato e presentato, c'è adesso Mino Mulasa e Salvatore Usai, grazie a vosotros. Poi con Nule, sempre Tiziano, che ha da questionare, ma a Badaivuru, con Valentina Campus, salutato a Valentina, e poi con Alà Teneusu, con nosu Lorenza R, che impari a Raimundo Valchi, da fai biri
tali punti spassus de alà. Ma mentre si è biu in trasmissione, se poi si è arrivato a cussa de noi, de puntadas, di teneus finza s'ultima dì su meseidas, dunque atras 3 puntadas siamo a birimpari. E si è seguiu che l'incun'altra topiu nostru sciesi che ad ogni gira prima di cominciare noi ascoltavamo su questo che nata da un professore Mannu, Bacchisio Bandino, antropologo, che ha scritto medas cose a pizze su ballo, su canta tenori, praticas rituali, si cadeneus in Sardegna. E dunque se poi cominciai, poi entrai a intre questo topiu de oi, intendeus su professore Bacchisio Bandino. Vinzas su ballo, che è la massima espressione sua, noi andiamo su ballo a 3 spizzas, 3 schirchinos o 3 cerchi concentrici. E canno prangen su morto, basta 3 schirchinos, 3 cerchi concentrici. Su prima il de sa famiglia, de sos costrintos, su secondo este de sa parentela. E su terzo de sos amigos, de sos companzos. Commente torrata, questo intunnare. Quando convitamus uno a mannecare sa domo, namus be intunnamus pro mannecare. Vinzas che sa mesa sia quadrata. Non importa, su verbo este intunnamus pro mannecare. Questo pure è un rito antico, un rito religioso a intunnare pro mannecare, pro ballare, pro pranghe su morto. Beh, su professori si aiuta sempre a pensare come in testi questa pratica e tutto, questa sfaina a pizze su ballo, intunnare su ballo. Alà dei sardi. Dunque, in alà, in noi pure mi pare che c'è tradizione di canto a tenore. C'è Stettio e Manna pure. Da sempre. Da sempre, no? Quando so che viene su professore di Singhidio di su ballo, è un momento da creatura che noi facciamo un ballo che è su ballo umano, e noi tutto saida si uniti a fare questo Singhidio, mano per mano, e dai il mano su Singhidio della gente, di bere, un disco, 60-70 persone, chi canta accompagnare su tenore, non basta un tenore che non intendiano un bicco a sattro, ma si appoggiano 2 tenori, cantaiano poi si allargaiano in modo che quando Singhidio del suo ballo, che vide atteso dai suoi primi tenori, vi sattero che fa che da su mantessiniere, quindi accompagnare questo ballo tondo, come te viene il suo professore, va sempre 2 tenori o 2 sonette. Poi non ci viene ancora semplificazione, a noi. Dei gali anni si è questione editore. Tanto, sul gruppo nostro è nasce su 70 battere, so vedendo da quando vi ancora più creatura, che ballaiano sempre, quindi so vedendo anni, dai sempre, ecco. Dai sempre. Tu pensi che su sonetti di Attonico nasce su 1870 chimbe, in bidda beviti dai suoi primi di su 900. Quindi ha sempre ballato. Sempre ballato. Prima, e cantato a tenore. Prima con su tenore, poi con su sonette, sì, poi con sì, tutto sì. esatta cosa. Dottore, in Irgoli c'è una bella tradizione del ballo. Tu una volta andava a organizzare, una volta a organizzare manifestazioni proprio a pizze su ballo, a 11 via gente meda, che ballaia e tutto canto. E come te oggi? C'è sempre questo vogo, questa gana di partecipare, o mancare questa gente a pago si sta arroscendo di questa pratica del ballo? Come te sa verità, noi proprio in Irgoli? È batta un cambiamento importante in questa epoca moderna che stiamo scolando, la gioventù lo vive in una maniera diversa da come l'abbiamo conosciuto io, la generazione mia e babbo nostro. Prima l'unico divertimento, i servidas, su ballusardo, non esistevano le discoteche o altre forme di divertimento, l'unico a arrivare in piazza a queste occasioni. Di Moisi, si viene questa bella cosa che si organizzava, centinaia di persone che partecipavano a questo ballo, una bella festa. Va bene, ma non è sempre così, questa è una cosa eccezionale, che abbiamo il testo che può coinvolgere il giovane, la gente in generale, però non è sempre così. Questo, ripeto, è una cosa eccezionale. Normalmente su ballo balla che veste in piazza, billa che ne fa che sa rotta, poche prendere la piazza, sì, però non è come a terra volta. I giovani sono riprendendo mano a mano, però bagallo cammino di acre, secondo me, e caso il mondo purtroppo è scambiando in tante maniere, e quindi per queste tradizioni popolari ne risentini.
dirigenti per il tradizioni livello popolari, sull'area. Gianfranco, e poi tu sei presidente, no, de Sassozio, sono stato presidente. tradizioni popolari. Sì. E come testi in questa cosa? C'è una qualche difficoltà, che gente può fare parte del suo gruppo o c'è sempre in mera persona, uomini e femmine che partecipano da suo gruppo? No, queste difficoltà che non vedo proprio affluenza sul gruppo e poi che gesti sul gruppo che non binda come in rigore, come in questo periodo, non veste più da gana che vi prima, ecco, dell'organizzare il suo gruppo, e quindi si non batta veramente una cosa trainante, una persona trainante o due, e tanto vedete che morre, vi provano però non si bilacca, almeno questo periodo in bigliargai, e quindi è difficile che poi tra persone se non nos comprendimos, non damos valore a certe cose e poi niente, non abbiamo più gana che prima, che siamo distratti da mille cose. Sì. Tocca da tornare però a ponni bene a vampa del suo fuoco, a pizza questa cosa. Di un'uscita si può fare poi, però poi tornare a costai giovani a su ballo usato. Poi Tavosato si è fatto poi un altro gruppo, prima ci via su gruppo di uomini e femmine, a tradizioni popolari. In costume tradizionale. Certo, vestimenta, tutta questa vestimenta bella dei femmine e dei uomini. Poi è fatto un altro traballo posato, attento, è successo un anno pure con le feste, si rianta in ogni luogo, e ha scelto una pratica de hominisi. Domandavo... No, il direttore Chessa, che praticamente l'abbiamo invitato a una rassegna di organetto, di incontro di organettistas, a me a Sardo, Fulghese, un amico suo, va bene, un organettista famoso in Sardegna, Mattese, e tanti sono nato, ma invece di andare in costume, da che andiamo in bellutto, non vi crediamo, non è che non vi crediamo, ma chi Bosese, chi un Zeo e Salvatore Usai, Stinocco fondatore, tra virgolette, niente, e altro Battaro, noi abbiamo buscato su vestire in bellutto e abbiamo andato a me alla Sardo. Abbiamo provato in questa formazione e poi qui abbiamo applicato piega questa cosa di Sardegna e spiagata. Su Ballo Sardo non è una cosa di non che ha fatto sul gruppo folk, è una cosa tradizionale, come questa immagine che abbiamo visto prima. Certo. È spontaneo. È spontaneo, in generale sul cerchio, che va via da una schiera da gente, noi uomini e femmina, questa è una formazione del gruppo folcloristico, usano saberitari, femmina, uomini e femmina, sì. ma in piazza si ci viene da 2, 3, 4, 5 femmine, si balla in tampari, e ci sa proprio cosa con i uomini. In Nule, tu, Tiziano, fai parte del suo gruppo, su Furione, mi pare si sia. È un gruppo che c'è già De Mera, no? Sì, il suo gruppo ha cominciato inizio anni 90. Lo vivi a suo tempo, spero comunque. Manco nasce ancora lui, no? È troppo giovane. Bello, però questa è un'associazione che comunque scrive di seguire a bandare da innanti. E cerchiamo sempre di provare a coinvolgere giovani, finza argentemano ovviamente sì. Tu hai cantato partecipare, dopo 21. Beh, è già un bel esempio, la presenza cosa tua è già ed importante. Ma vosaltros organizzate, ma ricordo un anno mi pare che ci siamo andati e si è fatto una Ballus in Augusto, una cosa ecci. Ballus di Augusto. Si fa sempre questa cosa, perché è bella meta questa manifestazione. Sì, è un evento che organizziamo in Augusto, appunto se era Ballus di Augusto Progrusso, e stiamo mettendo il gruppo folk tradizionale sardo, però è una festa internazionale, appunto mettiamo finta a estero e canto bad. Una cosa che cerchiamo sempre di fare andare da innanti e siamo già 21 anni non fa tendere. Poi ti badai in prazza, prima di arziare in su palco, mi pare che fate in ballo su un prazza, sì. Coinvolgendo questa popolazione. E andavo su Prusassuso, dessa costera, Montaccuto, Torrauso, Monte, bella bidda de vino, de fermentino, a noi, in cui sì, grazie a Dio, sono dei portanti in ogni luogo del suo mondo. Questo bello accappio cadenese su ballo sardo e su canto a tenore. Io ricordo quando tant'anni usai con Gerolamo Cartamantiglia che mi contava bene cosa e conta sempre di questo iscritto i visitatori che venivano in Sardegna
fiatatura su spantausu dei ballu de monte, che andano niente proprio che ai montini pianta di aderuso bello appassionato di questa pratica de danza, a pizzu però de su canto de su tenore. E contami questo relato del su tenore, questa tradizione cadenesi, quando è chi cantano a tenore in monte? Stanno già da in 73 che hanno nato sul gruppo, si è formato su tenore e canta già in sa spiatta con su tenore. Che hanno poi su 1800 sono passati San Giuseppe Casalis, hanno descritto ene su chi finis al fescias in monte, quindi aggiuato da su tenore, fa una bellissima figura. Quindi hanno descritto bene tutto questo che vedi su ballo e su canto, ma non solo questo, da un altro scritto de Babai Casu, Pedro Casu, in Notte Sarda, che descrive un sposo tra Maddalena Mancino e Pedro Zinilca, in cui e poi de sush, poi de tutte le cerimonie hanno ballato, hanno iniziato a ballare hanno ballato proprio a tenore, prima a passo lento e poi questa evoluzione del suo ballo. Dottore, in baronia, quali punti ballusu che sinanta proprio questa area geografica? Cioè su ballo brinco, ma ci fu un altro ballo proprio de gustala. In Bidda tenemos su ballo principe, su ballo brinco, che è un ballo per de ambas baronias, a bassa e a alta, che comprende Irgoli, Orosei, Gartedi, Loco Leoniai, e poi la parte alta della baronia, che è in scuola, Torpè Posada, e sul stesso meccanismo del modo di ballare che teniamo. Cambia la musica, sul fraseggio musicale, ma sul tempo scusso e sul movimento del suo corpo è comune a tutta quest'area, a questo territorio. Poi teniamo su ballito, che è il ballo che viene dopo, sul classico ballo che ballano in metarvidas, che si mizza a terarvidas. Però sul ballo brinco della baronia è solo il cue. Non la sappiamo su margino, sa barbaggia, come altri tipi di ballo che sono virmoso e tipico di usare due vidas, che qualcuno per una vita via. Mentre sul nostro è comune a un ovrio di vidas che praticano questo tipo di ballare. Vosato tenesi sul ballo accompagnato su sonette, come tu, sei il maestro, ma si accompagna da chitarra pure, c'è questa bella tradizione. In queste occasioni di divertimento, o che sia stato un spuntino privato o una esta in piazza, si ballati che sono strumenti che vieni prontos. Si bisce tenore, si ballata a tenore, si bitti a chitarra, a bocca chitarra, comunque senza... penso che l'organito ha lasciato un tracciato storico importantissimo, soprattutto per il tenore. Capito? Ha segnato proprio un modo di ballare adesso sardos. Non solo della baronia, penso. Come tra la fisarmonica e su Campidano e via dicendo, no? Io mi ricordo, tenore ci viene una bella formazione di canto a tenore e ergoli, ma ci sono degli anni 80, metà degli anni 80, vizia su 90, 95, poi mi pare che è spacciata, non c'è più nessuna formazione. Ottavio, dobbiamo fare un'analisi in questo argomento. Sul fatto che non battono un tenore professionale che alza il suo sparco, non che renare che non besta cultura sul tenore, no, infatti, veste è oltre puro. Solo che non veste un tenore organizzato che è andato a fare a rappresentare la propria vita e salvare la manifestazione. Però la cultura veste come su pane carasato. Certo. Ma canta che l'incuno a tenore. Sì. E questa è la vera musica, che io chiamo il suo sparco, questa è un pacco già professionistica, però la vera musica sa che si ha che ti indomo mea. Però una continuità del tipo gruppo non veste, sì, là che in una piazza, là che in una cosa, però se tu lo sponi a organizzare, poi portare una continuità tipo in ferie, tipo giro fermato di regolo, questo non veste. Certo. Ascolta, Gianfra, su ballo brinco, brincai, si intendi da sartiai vago, no? Come te, e te questa caratterizzazione di questo ballo, che io sapere in modo che tu sai da fai bene, come te questo passo su ballo brinco? Ma prima te la covi senza musica oppure come No, quando vado a però mi dite prima contai, cioè, i te sartiai impari a questa cadenza ritmica. Ma te la covi scommo? Sì, mo io ora suonai e tu mi fai spiegare, però prima mi voglio che mi tu contaste, mi tu vuoi contai.
come testi, a Renesci mi tu contai... Pensa te la che riviera ballante. Pensa te la che riviera ballante. Prima te la conta. Quindi questo ballo brinco già base è in due alfabeti. Adesso passo basso, come 11 ballo sardo de Sardegna più o meno, è la base alta. La base bassa si inizia a quelle tre spassi ordinati sul laterale, vince che organetto poi a questa base alta. La base alta poi è composta da 9 brinche che infatti ballo brinco spocussu, è ballo saltato. Tradotto dai susardes italiani. E questo sono 9 brinche che non ti rispiegare, poi te lo puoi spiegare, ma te lo devo arrivare praticamente. E sa dove domandavo, dottore che stavo piacere si può andare in goni se non c'è su. E tallo noi strano lo ballamo oppure? È posato due badasi. Ok. Con invitiamo a Mino Mula se dall'attore usai. Ecco. Ponesi in noi. In occhio in centro. A un diolese, basta che attore bello, tranquillo. Hai ci bies come inteso. Poi domanda a Suvoni, mi lascia soprattutto sul microfono di Gianfranco, mi tu vuoi contare, poi no, prima lo ballammo, se poi te la cuviere e te la anda bene, inizia a badare. No, avanti indietro. Non è pure. Punai avvia di avere su tutta una bella complicazione che se a rendere a posto a pon impari bene in mera. Poi si può raccontare, posato si può dire sezzi, tu Gianfranco conta Sido in modo. Quindi bene fa sicuro. Votano se allenao. Quindi ho caponato Kitty, va due vasi. La vase bassa che è 1, 2, 3, destro, sinistro, sinistra, 3 spassi, no? Poi se connettono a un certo punto brincata, a un certo punto, quando brincata, che su sinistro si accade voi. Uno brinco con su sinistra, 3 a piedi uniti. E poi si inizia 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Beh, è bella. Ti lo farò ripetere? No. Tanti non ci arrennesce tutto. Aspetta. Prego. Accompagnato questa musica a cui velocità, noi si effettua manco di subballare, capito? Al rallentatore è quasi impossibile per spiegare, secondo me. Che è andata a fuso questa musica in una maniera magica. Usiamo una parola speciale. No, anda bene. Può procedere? Se Gianfranco Boita in Moi, proprio un po' a regionale a pizza su ballo, mi ha da piacere, si fa intendi questa registrazione che ho fatto con il suo professore Francesco Sedda e il suo semiologo dell'Università di Castello, e ha fatto un traballo di importo manno meda a pizza su ballo, e noi su intendi sul logo del su ballo, s'arrelata dei uomini e dei femmine a pizza de su ballo, sul movimento del su
corpus è tutto a intro del su ballo. E dunque è una bella cosa di importo umano che sannau e devo con piacere si dovesse ascoltare e poi tornare a regionare in noi impari. E ascoltare su professore Francesco Sedda. Se volevo fare un'analisi del suballo, devo tenere in conto su manco tre dimensioni. La dimensione della corporeità, la dimensione della musicalità e la dimensione della spazialità. E penso che è dai su gioco in questa dimensione che i sentiti e fin la bellezza, la giustezza del suballo si forma. Quando pensavo a sa corporeità, devo subire i commenti si narra sul corpo nostro in sardo. Poi funti un montone di fuoco supponnai dessa dimensioni dessa corporeità. Tenevo sa carena, tenevo sa carre, tenevo sa purpa, tenevo sa intragnas e questi funti i sfueghi più di importo per su ballo. Poi ta sa carena i testi esti su corpo prima di ballare e su corpo narausu oggettivau. Quando noi entriamo in su ballo, su chi all'uso è sa carre. Sa carre comincia a intendi sa musica, a intendi is'altro corpus, is'altra carrese che funti in su ballo e comincia a si alluiri. E più si alluiri, più passa dai so serio, dal su ballo serio a su ballo allegro, più anda da cara a su buidu, che è a su centro, più sa carre entra in sa purpa, entrausu in sul luogo a un di cesti de gosai. E se questa carre non tieni di più liongiusu e libera, è come che festi intragnasa, chi non tieni di forma, chi funti se ne regola. E dunque se non subire su commenti sull'imbazzo dessa corporeità esti narausu omologu su mattessi o adi un mattessi o mattessi struttura del suballo. Prima del suballo dotti in parisi, carre, suballo quando si vesti da sa cadena dei sballatori si può ballare in parisi maschio e femmina, ponai a un dicesti uno pago più de momento de gosai, de libertadi e su ballo a sasora, su ballo chi non si può di vai, ma che è un ballo a un di non c'è più a regola, a un di uno si può ricreare senza tenere in conto i satrus. E dunque se no sostenevo uno l'imbazzo dessa corporeità che è chiesti in qualunque maniera un modello dessa maniera dei momentus de su ballo, dei rituali de su ballo, dessa possibilità, su manco teorica de sboligare su ballo. A su matessi tempo c'è tutto un limbazzo che pertocca da sa maniera di stare in contatto con i altri. Per esempio c'è questa tensione tra arrimai e tragai. Uno non deve arrimai, non deve spingere i altri, ma non deve neanche tragare i altri. Sa chi ne sci ballare deve abbarrare in uno narauso equilibrio a undi non è tragando e non è arrimando. Poi rispetta da sa possibilità dei altri di si muovere con sa libertà relativa a suo contatto. Poi in suo ballo non sei mai libero in una maniera totale, ma sei libero in pari gli altri. Sa libertà di nostra accaba da quando comincia da sa libertà di ballare, di si muovere degli altri. E dunque uno ballerino che arrima o traga no, è un buon ballerino e non si merece di sa confianza degli altri. Poi non tieni da rispetto con gli altri.
puoi dire che non tieni al rispetto, poi è barroso, ma finza sa poeta non sci ballare, dunque sa, puoi imparare a ballare e uno deve aiutare a ballare. Ponai in certi momenti del suo ballo ci può essere un ballerino che narra a satro, no, iste se che battire, agatta un outraggio, agatta da suggetto cosa tua, poni sa tua identità a intra del suo ballo, non abbarrai fatto e lassau. Quando uno pensa questo è fatto e lassau, esti uno che non sci ballai, che si fa di tragai, che è uno drunco. E dunque se non sci fraigai sa maniera sua di si imparare esatto. E c'è sempre questa idea che tu sei con esatto, ma su stesso tempo devi essere due tutto, no? Non è un altro che fai di suo traballo po' tu, ti puoi aiutare, ti puoi finza sa di qualunque maniera. Cioè, ci funti fuori su me, su può donare in sardo, ma ti puoi provocare in araus, a agattai un outraggio. E questo è un fatto di importo umano, poi quando andavo a intro del suo ballo, biesu canto egali funti medius po ballai, impari se ballai bene, non è un fatto naturale, è un fatto che è parte di una lega, e commenti che i ballatori, i ballerine, funti allegando un cus'altro, allegano, claro, con sa corporeità, a volte finza con i fueddos, che funti commenti di azioni si fatto esatto, ponai, agatta sa maniera tua de ballai, mi sesi tragando, sesi arrimando, non fai di ballare di ainci. Dunque c'è stato una articolazione della corporeità, sul fatto che tenevo una parte più, come ti potevo usare, che devi si abbarrai prima con sa conca arta, castiando sempre in artu, e dunque pure con questa dignità che tieni su ballerino, sa ballerina, ma su stesso tempo tenevo su sa parte bassa del suo corpo nostro che devi a mostrare questa capacità di ponere di florire su ballo. E dunque questa carena, questa garra si sega da induso, potevo suonare. Dunque potevo intendere quanto esti complicato, un po' commenti quando suonavo la unedda, che tenevo su 13 strumenti su stesso tempo, e commenti che su corpo in su ballo è un strumento con medasa che può suonare in medasa sono differenti. E uno dei proponimenti più importanti a introdurre sul ballo è agattare che si zerra da euritmia, di agattare questo ritmo comparsio, che non è scelti a comparsire sul ritmo dei passi, sul ritmo della musica, del suo suono, e finché si agattare un ritmo comparsio che è la maniera di vivere in Parisi, di vivere su ballo, ma di vivere a suo stesso tempo sa socialità, sa comunità, perché poi questa comunità è un ritmo comparsio. Beh, dunque sa relato che c'è fra uomini e femmina, e sa comunità è tutto, un relato di importo, tuttora, è proprio questo di come hanno visto, se ritmia, su tempo, su questa musica che deve entrare a intro di ognuno dei ballatori, come te questa è tutta indipendenza? No, prima ho ascoltato una parte di Suchinande, poi sul fatto di schire stare pari che sono ballando,
cada uno deve ballare i sassi sua, che sul corpo suo, non deve scaricare su peso tuo, il ballo del passo tuo, o satiro, che è una guerra per satiro, non è un divertimento. E è importante che cada uno picca con il ritmo, che sul corpo suo, che poi comunica a satiro sempre il ritmo. E casi anche te sta sul ballo e godi in tutto su che sono ballante. Mai scaricare su satiro o che devo trazzare o che mi spinge troppo. Cada non funziona su ballare. Chi piaga te come Tore, con 600-700 persone, come ti stanno in di lui, chi ballano in piazza, come te che via da questa regola di atturai sempre e su peso e proprio del suo corpo, ognuno doppia da seguire su proprio e non pesare a pizzo del suo compagno o della sua compagna? Ma difatti su che è nato su Tore, su che è nato un dottore, è scuso che non è che uno che entra a ballare intende questa musica è dell'evio o isse ste più su l'evio da me, in cui noi sponiamo a ballare, se fa un ritmo e gente fatto un attimo, su ballo non si da nulla. Però essere un bello ballo, come te si deve fare, si deve seguire sul ritmo, però deve pure abbaidare su un panzo, deve seguire su chi sono fatte nel altro, se no due indite su uno che alza di uno che va, la non è su ballo giusto, come te siamo noi, su ballo nostro, comincia a bidere, che tiene altre persone a ballende, e se uno va che bide il brinco al manno, se esatto, andrà più lento, noi stiamo bello ballo. Devono essere a seguire su ritmi su ballo, però su ballo che deve entrare pure in tre su colpo il mio, come t'hanno dottore. E dunque se io mi devo a seguire ponere al ritmo in cui ballo, non si rende solo l'energia mia, ma pure su zona di cui ballo. E andare in accordo con sosatero. Gianfranco, quando si prova sul gruppo è facile, poi ad ognuno, ogni volta sei a toviaisi, in un apposento, provaisi, e questo diventa facile. Ma poi c'è gente che balla iada invece in piazza, prima ancora del gruppo folclorico, questa si regola, come ti dan paranta, devi cioccheddo, via di una cosa che provai, come ti che si arrivata a baddai beni in sa comunità di commenti fiannaventi su professori che prima parliamo dai primi del Novecento in poi, più o meno, non vedo tutto questo modernale che vascomo, servire al minore schimusu è la cosa principale su ballo sardo. E quindi, come si imparate, ben sa rotta naturale, chi si priati, dopo sa missa, dopo sa festa, non bitti su che una pura poesia, su zappatu, complesso. No, cosa mi sa messa e poi mi su ballo, oppure non mi saluto, non mi sa elettricità, non mi stia nulla. E quindi in momento su ballo turno in generale, arrivano da Barbaggio, ma viene in Campidano e Gai, chi sa gente entrare, a bella bello, dai pizzino minore si poteva entrare pure, che a borta sa piccola regola che non poteva entrare, e a bella bello assimilare, a forza dell'acre, ma mi sono cusso. Mi la diata non va a discoteca, non va via, attenzione, dal Novecento attorno a Super nostro. Assimilare il Gai, a forza dell'acre. Francesco, scusate, poi bitti su chi bravo e su chi meno bravo. Casa compostezza è una cosa innata. Che ti nasce e ti nel tuo corpo, non è una cosa che te la posso imparare. Io ti posso imparare sul ballo, poi la carvene, è una cosa innata che tu tieni tu, capito? Certo. E quindi questo l'imparai a forza dell'acre. Infatti, ma vai a presa occasione, che hai solo questo. Dopo la missa, mi sul ballo, poi a campana. In ogni bidda ci via sempre questo bravo meda che rinescia a ballare e via nomenao, poi tenia questa bella relato con su ballo, via bravo meda, tenia questo rapporto con su corpus e sa musica particolare che rinescia a fare biri come via su ballo di adesso. Francesco, in Monte, cari punti, le occasioni, oi, poi baddai in piazza, si bada ancora, ci punti Salvesta dei San Paradori, Rassigna, come te, si relata oi sul ballo sardo, un Monte? Queste occasioni non mancano, che bisogna tante feste in sa patronale, Santa Inzu, ma tante cose. Noi organizziamo un festival internazionale, quindi per ballare non mancano. Queste occasioni e noi siamo sempre i primi a pesare sul ballo, come si narra, quindi non mancano queste occasioni per questo. Bene, e sa gente non
questo chi punta alle nausee, fanno parte del suo gruppo folclorico, ma sa gente de monte partecipa da su ballo spontaneamente o è scetti spettatori? Prima partecipavano di più a sul ballo, come mancano purtroppo sol anziani, sol mannos, quindi poco partecipano a sul ballo chi faremo, però noi cerchiamo sempre di portare avanti sul ballo montino innanzitutto e poi tutti gli altri. Anda bene. No, Tiziano, in Nule, fadesi, quando si bada da un prazza o sul gruppo folclorico e tutto, fadesi prima un ballo serio, un ballo leno, no? E poi a pago cresci questa cosa, diventa sempre più all'irgu, sempre più movimentato, come te? Su chi te fa narrare, su chi siamo fai dentro, ste soleno zerato all'estero, che a fine sono su basso torrato e su balletto classico, so che conosciamo su, solo che in questa variazione si può narrare che quando zucca gai soleno, dopo un'iscutta che la zera diretta sull'estero, però bieste non è diretto un brinco, bam, cambia gai sul ballo. Questo è un passaggio, a bella che lo zira, in cosa di secondo, che comunque fa che da comprendermi che le zirende come, e che si che zira poi sull'estero comunque, gai, piano piano, da non essere un brinco proprio. Questo è su suonatori che decidi di quando si passa da sul ballo leno a passo l'estero? O... Questo dipende, questa è una scelta del suonatore. Se è un ballo in piazza, posso cominciare che su leno, e poi una come che la tiriamo sull'estero e facciamo su allegare la gente, che su leno resta un ballo più serio ovviamente. No, Gioele, giovane, quanti anni tieni Gioele? 20 anni. Tu non suonas ancora in prazza, no? C'è tipo sul gruppo. Ah sì, suonas pure in prazza pure. Ti domando per piacere, Gioele, si può suonare proprio come a Tiziano, prima mancai sul ballo leve, poi giravo all'estero. Potevo fare aici e tu puoi ballare impari a Valentina, mi pare. Domandavo a Valentina, mi accostai in noi, si pone su noi accento e via, come te questo passaggio, fate attenzione, controllai bene quando è che cambia questa musica e cambia su passo e tutto e via, come ti funziona questo ballo in Nule.
In tanti sì, grazie a Gioele per questa bella musica che si ha donato e grazie a Bosato si può ritornare a Sezzi e Ubiu dunque a questo passaggio su ballo leno a su ballo all'Irgu e su ballo lestro. Dottore, tu sei maestro umano de sonetto, de organetto e tu hai organizzato la prima volta in Sardegna questo attopio dei suonatori de organetto sardos e non sceti sardos, che ti hanno portato da ogni che sia logo dell'Italia e dell'Europa. E come te moi questa cosa del sonetto? Come ti più che ci punti era giovane? Come sta funzionando sul mondo dei suonatori in Sardegna? Tu che tieni, scuola de zona, ha fatto tutto questo che ha fatto in sa carriera, manna cosa tua, come te, dessa fatti tua, come ti dubbi questo mondo? Come in questi ultimi anni batta un proliferare de giovani e per i piccini che si accurziano all'organito e alla musica sarda in generale. Batta una produzione mezzo che sia gaica, mezzo sull'organito, la musica, io che sempre spacche e allegria a gente che stiamo vivendo e su che intendiamo sul mondo, ben venga. Però secondo me batta per una super produzione, detto così. Caso sardo, posso sardo, sono attore bingiai a sufficienza può contentare tutti i sarvidas e i tipo di sorballo. Come beste che in questa nuova era che bisogna della scuola civica, chi ha un giovane che volete imparare, potete imparare. Prima è difficile per imparare, che non badiata per figure che ti imparai, devi imparare tutta l'uricra andando. Oggi bisogna con su disco cosa tua, ci canto giovane, usando imparare con su sono organizzo su disco. Bene, io ho pubblicato da Sor Mastro Ormanno, da Mondo Brecellino, da Tonino Masala, Francesco Bande e poi da fatto per un'interpretazione senza riguastare su licore a questa musica, un'interpretazione per me, a Zico, visto le edate che tieni io, metà giovane si sono per riferito a questo modo di hacker mio, che si organizza sardo. Poi potente occasione delle yuchere per in giro in Europa, cosa che non ha fatto mischino lo scrivo prima, che i tengono un travallo in primis e poi a chi per il suonatore. Io dai 24 anni, siccome le tengo 60 gimbe, ho fatto una scelta di vita a dedicare tutta la vita a musica, cosa che è inusuale in Sardegna a essere tu chi campa di questa musica, come tanto sono artisti del vario settore, per la musica popolare, chi campano per il suono, ma prima noi gai, e come però per questa bella possibilità che cada uno che rende impara chi su mastro o autodidatta e per più facile a sapere un organito a comprare, prima non va bene magari a comprare, devi scrivere tutto, babà mi contai a Saddita, che arrivai dopo 2 mesi, è tutto più difficile per attendere questi strumenti in domo. È come è stato più facile e quindi metta responsabilità di imparare che Sapremo un rassegna che ha fatto dei suonatori di organetto che le hanno via. Hanno chitti 86. 86, Fia sanno che dopo cominciavo proprio in televisione, mi dà ricordo da una cosa che di Urvo e un trend. E proprio in questa occasione, scusa se mi prendo, se mi capisco un minuto, a Rai Uniti in Bidda, tutto il modo di suonare e di ballare. Sì. Tutto uno differente del satiro. Oggi mi invitano tuttora a varie piazze e sappiamo batto tipo di ballo tutto uguale, a terrodoso uguale. Sul bello di questa rassegna è a cercare le varianti che teniamo, che è un patrimonio umano. Alla fine, in 2 ore o 3 ore, ecco. Dunque, e poi uso avere proprio a pizzo su organetto una scheda che i professori Marco Luzzu, etnomusicologo dell'Università di Castello, ha fatto proprio per comprendere meglio la parte organologica di questi strumenti. La voce è di Bustiano Pilosu e usabili questa clipigenda di un minutetto a pizzo proprio del suo organetto, del suo suono.
Su sonette est un istrumentu mesu mastrinu, che è lompido in Sardegna gentu che in bantanno scommo. Già in sos anno il 20 del sottigentos, in una scantas capitales europeas, aian brevettato istrumentos simizzantes, che su 1863 sono isteti al mezzoradol da su mastro Paolo Soprani, che via desalmarcasa, sa regione che Galuoe produì su bono dei sonettes che si sono in Sardegna. Su sonette appartiene da sa famiglia dei istrumentos all'imbeddu libero. In cada una de sal duas cassettas che su sonatore podera con salmanoso esti serrato uno dell'aio de linna su somieri, in ue un fissato sull'imbeddo de metallo e cada l'imbeddu suona ad una differente nota musicale. Sal duas cassettas sono ligate a pare con un folle e sta berzende tanchende su folle che su sonatore invia saira sul due somieris. Imbattichendo sul buttone scollocato in ambas cassettas abberi salvalvolas che lascian colare saira sull'imbeddo severatos, produendo gasi su sonu che redisse. Cada buttone comanda due all'imbeddos, che giocan due nota differentes. Una quando s'abberi su folle e s'altra quando si dancada. Con sa mano doretta si suona sa melodia, con sa mano manca sul bassoso e sos accordo di accompagnamento. Su sonette l'ompito in Sardegna s'accabbo del sottighentoso e in pagos annoso sei si spartinato in tottus albiddas, impreato a bortas per accompagnare oghes e altros istrumentoso, ma me dal bortal finzas a parte i soro. O in dia in Sardegna bamizzal de sonadores e medas su un mastro di Primmaria, che ischi in sonare con valentia e arte, ma i canto il balloso dessa ricca tradizione desisula nostra. E dunque, sa, questa via un aggiunto, può comprendi meglio su sonette. E andavo su Torrauso a Monte, poi ho fatto preparare già su tenore Montino, giovane su tenore Montino, ma domando, per piacere a Francesco, Caliesi, potevo pensare a un ballo proprio da razza, che non si poteva bere, Caliesti questo ballo, commenti duzzerriaisi e commenti andata innanti, si commenti è formato con i spassus e tutto quanto. Se tu puoi raccontare? Tanno, su ballo e su ballitto Montino, in palti di lento, ma a passo, e poi commenti alza saore, con su denore, damo su due scolpos con sospese e su basso trincata, quindi diventa un poco più allegro, che lo vogliano ballare tutto, da sos anzianos a sos giovanos, quindi palti di cadenzato, lento e poi a cambiare con saore, con su basso più allegro. Bene, domandavo a sto tenore Montino si può cominciare a cantare, e poi Tiziano Ladu con Valentina Campos, no, aspetta che pago, ho fatto Francesca Meloni, Gianmario Lacconi, Alta Ballai con suo tenore Montino, già si offendi, imbriaghera, e non ha buffà, non ha buffà. E su sole so si scaldenne comincenne su fritto a si cazzare Fidunu e zugu a si trommenne che na pote su sonno assicurare e fidunu e zugu a si trommenne e che na pote su sonno assicurare alza su io e vide in passi zenne una giovana bella de ammirare vedo chi non mi e tanca suglie si torna da dormire
sa storia guini e du, sa storia guini e du, iscovano ma sabuddano e nuddano e nuddano, nuddano e nuddano e nudda, sa storia, sa storia, sa storia, sa storia guini e du, iscovano ma sabuddano, nuddano e nuddano e nudda, sa storia, storia, sa storia guini e du, sa storia guini e du, sa tanta, tanta, sa tanta regaduria, vina schina, vina schina in cambocado, vina schina in cambocado, duhan e dugahia, cadu ya 20 euro de oro, ya 20 euro de oro, ya 20 euro de oro, ya 20 euro di cadu, ya 20 euro di cadu, ballade, ballan, ballade, 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 voi chi solvan, bellos chi solvan, sul vostro cannar bene sul nostro, noi la musa a ballare, 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 noi. Beh, dunque, torrao grazie a su tenore Montinu e torrao grazie a amigos canti Baddao Bonoso, su Francisca Meloni e Gianmario Lacconi, quest'otto da punzettata, No. E poi però ma volli tornare sempre ai Valdus si potesse essere questa parte ci sei tranquillo sapere che passa a pizza sta telecamera e fatta anda bene devo ma volli andare a là poi non ne usa ancora più su ballo cosa tua de là canto funti ballo su cini punti uno scanto ballo su ca podennai questo funti proprio dessa vita cosa nostra questo funti ballo su che ballavo su in noi in alà e in tutta sa zona de Monte Acuto e tutto canto ma noi de ballo andiamo stresse uno il molto da inizio del 2020 schisinare su ballo e tresse so ballo che balliamo scomodo sono su toppu s'addassa passo l'estro e ballumanno quest'ultimo passo l'estro e ballumanno su chi viene prima chi fa che un inghidio solo in tutto sa gente che balla in sostera che sia una quinto che sia una più su persona ballano tutto uguali assolutamente fa che non giro e poi andano che gira da ballumanno a girare a fare le curva si chiede tutto e si gira sempre in una maniera e come ti vimmo prima chi sa il mano distinta e non può né tirare deve seguire sa curva che fa che in tutto canto poi s'altre s'addassa che è un ballo meta all'estero e s'altre su toppo chi questo modo di ballare dai suoi scritti sul libro in storia a cantare questo un modo di ballo che si balla in tre zone alla inni che li namo stoppo orune che li narano salizera e la zona salune che li narano sa bicchierina questo è situato sul libro storico Zunichel questo tre ballo non il facciamo su toppo non lo fa che ne paga il vita del logo s'addassa emmo, questo è un ballo che si assimizza da me d'altro ballo della zona, passa ballumanno, che io isca su ballutello fa che non l'hai budo so, è in curiosità. Altro sono. E poi ita si sa fare biri, ita poteva biri come te noi facciamo video su toppo, questo è un ballo caratteristico, per esempio che su toppo che di solito si balla in coppia e non in centemeta, lo potete fare pure 3 o 4 persone, no? Però quando si balla in salfesta, in tutto di solito lo facciano sempre in duo. Quindi una caratteristica, quando fa che su giro, si hanno da innanzi a dai seguos, quando si fa che su giro sul braccio sono in alto, quando si fa che su contraggiro sul braccio si abbasciano e sono a terra. Stiamo bene, domandavo su a Lorenza R, impari a Remundo Valchi, si volete accostare, si volete accostare in noi, aici con Paoletto Scanu, a intendi su zonu e vi uso sa coppia de alà come te che vivi su ballo e tutto.
Dunque, grazie di Aderu a vosotros, se potete tornare a Sezzi. Oggi pure c'è passato storia, io sono già passato più di un'ora e dunque si dopo filmare, però prima di serrare questo Tobio, poi tornare grazie ai amici che sono venuti bene a Sagattai oggi, con Torre Ghiso comincio proprio due fueddi, i tadenesi, poi in modo su tempo benitori, a pizza sul ballo, dopo organizzare anche cosa, in là, sei impegnato su un calico progetto? Sempre, tanto noi siamo su 50 anni che siamo venuti addennanti, o quando abbiamo fatto una rassegna di 50 anni, facciamo sempre rassegna internazionale, 11 anni che siamo all'estero, o chi su gruppo o chi su denore. Abbiamo un gruppo minifolco che sono una trentina di persone, un gruppo emanno che siamo su 27, abbiamo su denore che va che parte sempre dell'associazione, siamo una decina di giovani, io non giovane. E noi abbiamo suonatori in video, abbiamo una decina di suonatori che hanno bisogno mai mancato sono suonatori, assolutamente, dai giovanotto a Paoletto che è il teso più vezzo, insomma, facciamo rassegna de sonette, insomma, non manca questa cultura. Bene. E denaro è una cosa che ad 11 occasioni in vita su pubblico balla, da Saida balla. Questa è una in cosa, sostera. una bella cosa. E Totore, invece tu tenisi pronto o canno vieni? È stato di via regalo. Prima di tutto ci vediamo si potevano sapere un uvrio di giovani che sono appassionati a queste cose e che potevamo sapere giocare sul ballo nostro in giro come tacchiamo sempre. Tutto di via, come servirlo, che va più calma per questa serata, che si impegnano desistiu. E poi già capire che l'amministrazione comunale deve riprendere sul festival del organito che manca in vita. Speriamo mano a mano di ripristinare. Speriamo, si può avere di adesso una cosa di importo umano, ma non meta. Dunque, poi di questo festival di sonetto, di organetto, di ergoli, in punti nasce su in Calisi sia logo, e questa cosa bella, che adotto anti Sichiu e anti portavo a Topio su dei suonatori. Da Franco, ma sul gruppo di Scambale si tornare bene a... Camus, di Calzoro, anche lui conchinare bene con noi, ma è difficile. Difficile che poi su Zovo noi non si chiede né corretto né contrariato, né poi si lo coinvolge troppo su impegno, non si lo chiede piccare, tanto è difficile azzappare veramente a Zovo che seguono. Vi proviamo, questo è vero, vediamo un po'. Anda bene, speriamo. Invece sì, con Tiziano Rado, Nule, vabbè, parlo di Augusto, o Cannuchieniri, ma prima di gusto, Tanenesi, festa sa... Sì, sa festa sa essa patrona, comunque sa terra festa sa de Santo Deida, sa gente si chiede a ballare con su egli, sa spiazza, sa. E noi cerchiamo sempre di cercare, noi come il gruppo, cerchiamo sempre di coinvolgere, come ti fimo prima, sia a Zovano sia a Manno, sia da sonette, sia da sostenore, se canto bada, cerchiamo sempre di non fare morire questa tradizione, si può tenere. Beh, mi pare che Francesco, tu pure in Monte sei impegnato in questa maniera, come te con i giovani, i picciochetti, frequentano sul gruppo? Abbiamo iniziato con questa scuola prima e poi siamo svoltati adenanti noi su un progetto pro appunto sol minore, si è iniziato da Bagu in Antierisi, quindi siamo proprio come insieme pure noi a portare adenanti questo che è su ballo. Però sa più banno con su festival di su folclori e in estiu candu, in sistare candu? In Triulas. Mese Triulas. Sì, mese Triulas. Infatti già hai detto su questo periodo. Sì. Triulas e Augusto, in mese onde si può organizzare. Dunque, grazie a vosaltros, grazie di avere un decoro, poi essi vengono su noi, si contare tutte queste cose, sa di importo, che studiate vosaltros e conoscei bene in ognuna dei vidas di onde arrivai e bifesi. E torno grazie ai suonatori, che hanno suonato, sul tenore Montino, a tutti i scoppia che hanno ballato con noi, che hanno fatto B su basso, e torno grazie a
a chi ha di sostegno, sa Regione Sarda, che si dona una bella mano di aiuto per organizzare questa trasmissione, che non a solo non ci abbiamo fatta, ma grazie a questo aiuto che si dona con il progetto Imprenta, si poteva organizzare tutta questa bella macchina e portare in domus dei sardos un pacchetto di conoscenze in plus di questo che già esistiti a pizzo di questa ricchezza manna che teneva. Dunque, se si fa piacere, si gira che bene, siamo sempre noi in questo bello apposento, questo bello studio televisivo, con altri amici, su altri luoghi della terra nostra, sempre però si contare questa ricchezza manna che la Sardegna nostra tiene bella funguta a sua terra profonda e intendi a bene di tutti. Grazie a tutti e si bieuso in Sattopio che da bene, sa gira che bene. Questa veina è stata fatta con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.